I carabinieri lo stavano tenendo d'occhio da tempo. Per un pusher trentenne è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Treviso. L'uomo nigeriano, domiciliato a Treviso e già noto alle autorità per precedenti di polizia, è ritenuto responsabile di numerose cessioni di sostanze stupefacenti, alcune delle quali a minorenni, nelle aree della parrocchia di San Liberale e del Parco delle Stiore di Treviso. L'indagine, che ha visto l'impiego di risorse investigative specializzate, ha permesso di accertare la frequenza e l'ampiezza dell'attività di spaccio da parte del pusher, quantificata in oltre 800 dosi nel periodo tra aprile 2022 e dicembre 2023. Un giro d'affari di oltre 40.000 euro. La misura cautelare adottata dall'autorità giudiziaria rappresenta un passo significativo per contenere le attività criminali, in particolare nelle aree più frequentate dalle famiglie e dai giovani.